Grazie, prego, ne ha facoltà. Sì, Presidente, grazie per sottoscrivere l'emendamento del collega Murgia e per sottolineare, diciamo, che questa è un'opera meritoria che tenta di mettere rimedio a una carenza, che questo andrebbe detto, della Regione Sardegna, che in questi anni ha sottovalutato il problema della Sardegna centrale, dell'impatto ambientale di quella che è stata l'epopea industriale in quell'area, declassando il sito di Ottana, a differenza di altri siti nella mia stessa terra, a sito di interesse regionale. Di recente la questione dell'amianto, che è stata sottolineata dal collega Murgia, è stata oggetto di un incontro fra le vedove dell'amianto, dei lavoratori che hanno lavorato presso il polo chimico di Ottana, con la Presidente della Camera Laura Boldrini, che ha dovuto prendere atto, diciamo, di un problema che finora è stato sottaciuto, è stato sottovalutato, ma che arriverà al picco di incidenza delle malattie derivanti da amianto nei prossimi anni. E già in questi anni, in assenza di un riconoscimento di quella zona come contaminata da amianto, hanno iniziato a morire le persone, spesso senza vedersi riconosciuti i benefici previsti dalla normativa del 1992. E la questione singolare è che una battaglia del genere fu fatta a Pisticci, in Basilicata, attraverso un movimento popolare piuttosto importante, anche sostenuto da alcuni miei colleghi qua presenti, che riuscirono ad ottenere il medesimo riconoscimento per lo stabilimento Enichem di Pisticci, che è tecnologicamente gemello di quello di Ottana, per cui la cosa strana è che da questo punto di vista ancora nulla si sia mosso sul terreno istituzionale, che noi assistiamo in questi mesi e in questi anni al disconoscimento per quei lavoratori che lì hanno lavorato di ciò che gli spetterebbe sulla base della legge esistente. Chiedo perciò al Governo che riconsideri il parere dato a questo emendamento, perché porrebbe rimedio a una palese ingiustizia, a una palese discriminazione che hanno subito i lavoratori sardi e che subiscono le famiglie di quei lavoratori morti a causa dell'inquinamento creato da un'azienda di Stato. Grazie.